Serie B-Win, tutti i colori della passione. Derby Veneto al Tombolato, è la 12ª giornata di Serie B-Win. Nelle ultime 5 gare nemmeno una vittoria per il Verona, che vuole a tutti i costi tornare al successo. Sarà un compito difficile contro un Cittadella in netta ripresa, che pare aver sistemato i problemi in difesa con un solo gol incassato nelle ultime 4 uscite. Foscarini conferma il 4-3-3 che ha strappato il pareggio in casa della Sampdoria. Mandorlini deve rinunciare agli infortunati Berrettoni e Bjelanovic. Per l'Hellas tridente con D'Alessandro, Ferrari e Gomez. Subito Verona, Abate, in mezzo lo stacco di testa di Ferrari è imperioso, Cordaz si supera, capovolgimento di fronte, Cittadella, l'azione di Bellazzini, per Ma, il fallo di Abate, calcio di rigore e la decisione dell'arbitro è rosso per Abate, calcio di rigore per questo fallo ai danni di Ma. Subito l'occasione per passare in vantaggio per Bellazzini, dal dischetto spiazza Rafael, gol di Bellazzini, il capitano del Cittadella al 13° minuto, secondo centro stagionale, gara in discesa per il Cittadella contro un Verona che rimane in 10. E allora fuori da Alessandro entra Kanji per Mandorlini che cerca di correre ai ripari. Azione del Verona, Russo, il tiro, intercetta Ferrari, sotto rete, gol! Trova subito il pareggio al 16° minuto, Ferrari, terzo gol stagionale per lui, dopo 8 giornate senza reti, ritorna a segnare il numero 9 attaccante dell'Hellas e pareggia subito i conti con la sua squadra in inferiorità numerica. Ferrari è scatenato, riceve da Alfredson, vertice sinistro dell'area, 1 contro 1 con un avversario, la mette di nuovo al limite dove c'è Alfredson, il tiro e il gol, incredibile, 22° minuto, Alfredson fa 2-1 e completa la rimonta dell'Hellas per il tripudio dei suoi tifosi, incredibile, in 10 contro 11 nel giro di pochissimi minuti capovolge il risultato il Verona, che ci riprova ancora con Ferrari e Cordaz impegnato in una parata non facile. Prova a reagire prima del finale il Cittadella, Martinelli di testa, la palla termina alta. Nel secondo tempo dentro Di Roberto per Martinelli, tenta il tutto per tutto Foscarini contro gli avversari in vantaggio ma in inferiorità numerica, ed è subito Di Roberto su calcio di punizione a provarci, tiro che termina alto sopra la traversa. Corner dalla sinistra, Bellazzini, Pellicer, non ci arriva, Di Nardo, sotto rete, alto, spara alle stelle Di Nardo che sciupa, chiede scusa ai suoi compagni, ancora Di Roberto, l'iniziativa, la palla sul sinistro, il diagonale, super, Rafael dice di no, al 73° Schiavon vede Ma, tu per tu con Rafael che nega ancora la gioia del gol agli avversari, tiene il Verona, che poi con Alfredson serve Russo, pallone alto sopra la traversa, l'80°, ancora il Verona che agisce in contropiede, Russo, tiro alto di pochissimo, Cittadella che cerca a tutti i costi il pareggio, Di Roberto, ancora strepitoso Rafael, 4 minuti di recupero, è fuori dai pali Cordaz dopo il calcio d'angolo battuto dal Cittadella, Russo porta vuota, non inquadra lo specchio, ma è finita, impresa del Verona che in 10 contro 11 rimonta e ritrova la vittoria che mancava da 5 giornate.